Euroregione News. Il Friuli stregato dalla magia della danza. I campioni del ballo mondiale sono arrivati in Friuli Venezia Giulia per un evento unico. Si sono esibiti al ristorante Belvedere di Tricesimo regalando uno spettacolo superlativo. Un evento organizzato da Giordano e Katia Vanone, con madrina d'eccezione in qualità di presentatrice Samantha Togni, famosa perché dal 2005 è un personaggio televisivo grazie a Ballando con le Stelle. Tra le esibizioni più apprezzate anche la campionessa di danza integrata Laura Del Sere. Intanto è un onore per me essere qui questa sera perché insomma sono venuta tanti anni fa per esibirmi ed era una delle esibizioni che vedremo questa sera. Oggi arrivo come presentatrice, diciamo, d'eccezione dell'evento, quindi per me è un'emozione grandissima ed è bellissimo condividere una serata di danza con persone provenienti da tutto il mondo, quindi insomma ci sarà da vedere belle performance, sono sicura. Io sono venuta qui nel Friuli già da tanto tempo, ma tornare è sempre un immenso piacere. So che qui si balla poco, così almeno dicono, cioè non c'è questa grande passione e amore per la danza. Io sono sicura che dopo questa serata molti di voi cambieranno idea, sono certa di questo, perché sarà una serata molto bella, piena di esibizioni di coppie provenienti un po' da tutto il mondo. Questa è dimostrazione che la danza ci unisce un po' tutti. Lavoro tantissimo con Samuel Peron, che è il mio collega anche di Ballando con le Stelle, con il quale faccio diverse serate, ho girato tutta l'estate, tutta l'Italia e continuerò così ancora, per fortuna. E poi io continuo a lavorare un po' in Rai, oltre a Ballando con le Stelle, che è il programma insomma nel quale sono veramente cresciuta, facendo appunto l'inviata, quindi servizi, lavorando per Buongiorno Benessere, quindi il prossimo settembre inizierà di nuovo questo programma del sabato mattina, e poi durante l'estate ho lavorato per Quelle brave ragazze di Rai 1, poi abbiamo Vita in diretta, che lunedì sarò di nuovo a Vita in diretta, insomma si lavora e si lavora bene e questo mi fa molto piacere. Il sogno nel cassetto è quello di continuare a ballare finché posso, perché ragazzi a una certa bisogna smettere, bisogna essere obiettivi, e quando arriverà il giorno in cui non potrò più esibirmi spero di poter proseguire per questa grande strada della conduzione, della presentazione. Io lo spero, poi vedremo. È una passione, quindi è divertimento, non ci devono essere barriere mentali, cioè proprio bisogna essere proprio liberi di esprimere ciò che sentiamo e basta. Quindi solamente il primo campionato italiano, perché comunque è la primavera gara importante che ho fatto e niente. Poi ovviamente le gare all'estero, comunque anche i mondiali, sono un'esperienza unica e rara, perché comunque vedi anche gli altri atleti come si preparano mentalmente, fisicamente, e ti aiutano tanto a crescere anche come persona e come atleta. Vediamo le gare all'estero, saremo ai mondiali a settembre a San Pietroburgo. Da Tricesimo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.